I carabinieri della compagnia di Licata, coordinati dal capitano Marco Currao e la Procura della Repubblica di Agrigento tramite i sostituti Alessandro Macaluso e Federico Panicchi, hanno sgominato una presunta banda di truffatori impegnati ad abbindolare ignari acquirenti con false vendite su siti internet. Nell'ambito dell'inchiesta intitolata Pacchi.it, un indagato tra i 7 indagati è stato ristretto agli arresti domiciliari. Si tratta di Cristoforo Famà, 35 anni, di Licata. Ad altri 3, tra cui 2 donne, è stato imposto l'obbligo di dimora e ad altri 3, tra cui una donna, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le misure cautelari sono state firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato. Ai 7 indagati sono contestate le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate commesse su siti web di acquisti online. La presunta associazione a delinquere avrebbe pubblicato su un sito di acquisti online foto di automobili e motori non di proprietà, offrendoli in vendita a prezzi scontati. Avrebbero poi ricevuto il denaro dagli acquirenti su alcune poste pay. Hanno intascato i soldi e poi distrutto le poste pay, senza vendere e consegnare alcunché. Sono stati falsamente offerti in vendita anche animali domestici come cani, gatti e un pappagallo e finanche una roulotte a 1.500 euro ad un terremotato ad Amatrice. E nel merito dell'inchiesta Pacchi.it ascoltiamo il capitano della compagnia dei carabinieri di Licata, Marco Currao. Portata oggi a termine dai carabinieri della compagnia di Licata e della stazione carabinieri di Licata, è nata nel 2016 da una serie di denunce che sono state effettuate presso il comando stazione carabinieri di Licata e da attività info-investigativa svolta dai carabinieri della stazione. Attraverso queste indagini, che sono state effettuate con perquisizioni, sequestri e attività tecniche, è stato possibile arrivare appunto a scoprire questo sodalizio criminale che era dedito appunto alla commissione di truffe aggravate su delle piattaforme online di compravendita di beni. Per quanto riguarda il modus operandi degli indagati, venivano effettuati dei falsi annunci su queste piattaforme di vendita online di beni, il cosiddetto e-commerce, dove veniva appunto inserito falsamente un annuncio della vendita di un bene, che può essere un'auto, una motocicletta, un animale domestico, per poi intascare una caparra confermatoria, ossia un piccolo acconto che poteva andare dai 150 fino ai 1.000 euro circa, e dunque poi sparire con l'acconto intascato. Le vittime, diciamo, le denunce sono circa una quarantina e appunto è stato possibile, oltre che scoprire questo tipo di truffe, questo reato predatorio che dà molto fastidio alla persona offesa, anche appunto l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale con dei ruoli ben distinti, dove tutti gli indagati avevano un proprio ruolo appunto nel compimento di questi reati.